Il Veneto è una regione dalla forte vocazione agricola, che però potrebbe essere messa a repentaglio dall'arrivo di imponenti campi fotovoltaici. Immense distese di pannelli al posto della campagna veneta sono però nel mirino della regione. Purtroppo ad oggi abbiamo oltre 670 ettari a livello veneto di campi fotovoltaici, quindi terreni sottratti all'agricoltura per realizzare da parte di grosse multinazionali delle distese di pannelli fotovoltaici. La regione del Veneto, attenta alle energie rinnovabili, non è contraria al fotovoltaico, anzi. Noi come Regione del Veneto non siamo contrari al fotovoltaico, ma siamo contrari al fotovoltaico nei terreni agricoli, perché prima di tutto vuol dire privare questi terreni per un'intera generazione, con il rischio poi magari fra 20 anni di trovarci intere aree rurali completamente abbandonate. Servono quindi norme e limiti per evitare che questa situazione possa trasformarsi in una deriva inarrestabile. Proprio per questo, siccome abbiamo sia a livello statale che a livello europeo dei grandi incentivi per la realizzazione di questo tipo di impianti, noi a livello veneto stiamo mettendo delle norme e dei limiti, perché il fotovoltaico va bene, ma va bene nelle zone industriali, sopra i capannoni, nelle aree dismesse, non sicuramente in agricoltura. In ballo ci sono anche le eccellenze dell'agricoltura e della tradizione veneta. Sì, le eccellenze del Veneto rischiano perché pensiamo che la nostra è una terra dalle grandi eccellenze di un'agricoltura di qualità con 18 DOP, 18 IGP, oltre 7 miliardi di export a livello di agricoltura, quindi è una regione che ha ancora tanto da dare e sicuramente non possiamo permettere ai grandi fondi economici stranieri e alle grandi multinazionali di impossessarsi della nostra agricoltura, perché la nostra agricoltura ha un dovere consegnarla ai nostri figli.